te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Un escursionista pordenonese di 44 anni è stata tratta in salvo dai tecnici del soccorso alpino di Maniago dopo essere rimasta bloccata in un orrido del torrente Cellina in località Molassa di Andreis. Stava praticando canyoning quando è stata sbalzata dalla corrente in una zona impervia, sottraendosi alla forza dell'acqua aggrappandosi a una roccia. Da quel punto è riuscita a urlare, attirando l'attenzione di un altro escursionista che ha lanciato l'allarme. Sul posto, assieme ad una decina di volontari del CNAS, anche i vigili del fuoco della squadra speleo alpino fluviale. L'escursionista è stata tratta in salvo con l'ausilio delle corde e issata illesa fino sulla careggiata soprastante. Alle operazioni di salvataggio hanno preso parte anche i carabinieri di Montereale Valcellina. Tutto pronto a Cividale del Friuli per Mittelfest 2014, che da stasera fino al 27 luglio animerà le vie e borghi della città ducale, come ci conferma il direttore artistico Franco Calabretto. Il cartellone propone più di 50 spettacoli, di teatro, di musica, di danza e anche di marionette. Vogliamo riempire Cividale con questa idea di bellezza, questa cartografia della bellezza inquieta che noi vogliamo contrapporre alla triste, ancorché eroica, celebrazione dei 100 anni della Grande Guerra. Iniziamo alla grande con un fine settimana ricchissimo. L'Histoire du Soldat eseguita dai solisti del Teatro Verdi di Trieste, uno spettacolo importantissimo del Mladinsko Teatro di Lubiana e poi un gala di danza, Il Soffio della Bellezza, eseguito in Piazza Duomo dai gemelli Bubenicek, già partner di Roberto Bolle. E poi la domenica ancora la bellezza declinata nella Scuola di Vienna, una delle più grandi orchestre al mondo, Camerata Salzburg, che esegue Mozart e Schubert, oppure di nuovo il riferimento ai primi del Novecento per ricostruire il clima dell'inizio della Grande Guerra, ma allora ridendoci su, con le sorelle Marinetti e Ariella Reggio che ripercorrono la canzone degli anni '20, oppure sempre pensando agli inizi del Novecento, le biciclette dei bersaglieri in uno spettacolo itinerante della compagnia friulana Area Rea. Un Mittelfest tutto da gustare. Un Mittelfest tutto da gustare per le vie e per i teatri e per le piazze di Cividale, che ricordo città UNESCO, città dai tesori d'arte straordinari. Crisi nella produzione di miele in provincia di Udine, ma questa crisi è generalizzata. Cosa chiede la provincia alla regione? A questo punto chiediamo alla regione ma anche al governo nazionale di prendere in mano la situazione in modo molto deciso. Inizialmente come primo intervento bisogna dare una mano economicamente agli apicoltori, perlomeno per tutelare le api, cioè per alimentarle da questo periodo dove già bisogna dargli da mangiare, diciamo così, perché non portano a casa grossi prodotti, grosso nettare, polline e quant'altro, e di conseguenza da qui fino ad aprile, quando ci saranno le prossime fioriture, bisogna mantenere in vita il patrimonio apistico della nostra regione, della nostra provincia. Quindi gli apicoltori usciti da ormai 3 annate negative dal punto di vista produttivo
e quest'anno ancora peggiore dal punto di vista economico, perché effettivamente avere perdite dal 70 all'80% di miele, che è il prodotto principale che sostiene l'economicità di un'azienda, mette in condizione questi apicoltori di non avere neanche i fondi per poter mantenere le api da qui alla primavera. Di conseguenza sarebbe veramente un danno inquantificabile perdere il patrimonio apistico. Inizialmente questo come primo sostegno, alla fin fine bisogna aumentare un po' i costi, si parla di circa 1,5 milioni di euro persi dalla produzione di miele per gli apicoltori della nostra provincia. Fosse solo quello, al limite forse si potrebbe risolvere. Se perdiamo il patrimonio apistico, mettiamo a rischio tutto l'ecosistema del tutto il mondo addirittura, perché non solo la provincia di Udine, non solo la regione Friuli, ma questo problema si sta sviluppando a questo punto a livello mondiale, perché ci arrivano dati dall'Australia, dal Sud America, dal Nord America, un po' dappertutto, dai paesi dell'est dell'Europa, dove le produzioni erano anche superiori a quelle nostre nazionali, dove non c'è miele, dove le api non stanno lavorando. Addirittura in Cina ci sono gli uomini ape che vanno con una piumetta a impollinare le varie piante da frutto e quant'altro. Quindi a questo punto bisogna salvare il patrimonio apistico, cioè salvare le api. Dopodiché dovremo metterci tutti insieme, a questo punto a livello nazionale, mondiale o quant'altro, per cercare le cause di questa moria inizialmente, ma non tanto la moria, ma soprattutto della scarsa attività. Negli Stati Uniti Obama ha stanziato un quantitativo significativo di fondi e si attribuisce la causa di questi effetti significativi anche sulla produzione di miele al disorientamento delle api. Può essere un insieme di concause, un po' gli antiparassitari sicuramente fanno il loro, però effettivamente non in maniera molto grave, perché una moria bene o male ci sta nella norma. Le analisi fatte sulle api morte non hanno riscontrato presenze di qualsivoglia pesticida. Problema sicurezza in via Cossignacco: dopo l'incontro in Camera di Commercio si era notato un miglioramento. Le forze di polizia che seguivano maggiormente la via, adesso a distanza di mesi come va la situazione? La situazione è migliorata, però in realtà le forze di polizia non si sono viste più. Forse anche il fatto che è arrivata l'estate, le giornate si sono allungate, di conseguenza un po' anche il fattore luce ci aiuta sicuramente a essere più tranquilli, però diciamo non abbiamo più visto questa presenza che avremmo piacere ogni tanto di vedere più frequentemente. Direi che ha funzionato la pulizia nella zona, diciamo, dei giardini, e un po' di meno vagabondaggio l'abbiamo visto anche di personaggi non tanto raccomandabili. Per quanto riguarda il discorso accattonaggio, noi siamo comunque anche per loro una via di passaggio, non si fermano e non possiamo evidenziare delle situazioni di disturbo da questo punto di vista. Sicuramente abbiamo intenzione per il periodo invernale di trovare una persona che ci possa seguire, una sicurezza o una persona che andrà su e giù durante gli orari di chiusura. Adesso stiamo valutando, stiamo prendendo in mano la situazione, stiamo valutando anche questa cosa, però per il periodo invernale. Avete accantonato l'idea delle telecamere a causa dei costi? A dire la verità sì. Perché un po' erano dei costi abbastanza impegnativi, il periodo non è molto roseo per il discorso commercio, abbiamo deciso di rinviare questa cosa a un altro momento. Qualche genitore del comune di Udine aveva espresso delle perplessità sul numero di accessi agli asili per il prossimo anno scolastico, abbiamo pure così, 14-15. Ecco, signor Sindaco, queste perplessità, questi timori di non avere il bambino negli asili e nelle strutture comunali, è fondato oppure no? Ma io tranquillizzerei tutti i genitori, alla fine appunto non dovrebbero esserci assolutamente variazioni rispetto all'anno scorso. Certamente ci sono state quest'anno delle problematiche in base alle leggi nazionali e anche al fatto che le leggi regionali su il reclutamento sono cambiate, che ha messo in difficoltà la programmazione, ma non solo a Udine, in tutta la regione. Però noi abbiamo anche
nell'ultima giunta ha assicurato proprio l'obiettivo di garantire la stessa capacità di accoglienza di tutti gli altri anni, e quindi appunto i genitori possono stare tranquilli. Tra l'altro mi risulta che molti vengano anche proprio contattati questi giorni dall'ufficio per perfezionare la pratica di iscrizione. Quindi insomma garantisce i posti dello scorso anno praticamente, quindi Udine non taglia, non ha necessità di questo. No, appunto, i posti saranno gli stessi dell'anno scorso e appunto troveremo un modo per coprire quelle difficoltà di personale che appunto non dipendono da noi, ma riguardano proprio delle leggi nazionali. Ma i genitori possono essere tranquilli, e ripeto, proprio dagli uffici stanno chiamando per perfezionare le pratiche. La campagna abbonamenti per la stagione 14-15 dell'Udinese Calcio inizierà proprio domani con la possibilità appunto di rinnovare le tessere i vecchi abbonati, ma quello che conta è che il numero degli accessi allo Stadio Friuli, visti i lavori, è nettamente inferiore al solito. Circa 9.000 unità, se non di più. È vero. 9.300, sì. Quindi a questo punto insomma, dovrebbe essere una corsa al rinnovo, mi pare. Sì, una corsa al rinnovo, anche se abbiamo suddiviso la campagna abbonamenti in più fasi, garantendo un diritto di prelazione ai titolari di abbonamento nei vari settori. Quindi inizieremo dando la prelazione agli abbonati di tribuna, di tutta la tribuna ovest, quindi tribuna laterale e tribuna centrale, dopodiché successivamente daremo un ulteriore diritto di prelazione agli abbonati dei distinti per acquistare un posto in tribuna laterale, e infine nell'ultimo periodo saranno gli abbonati in curva a poter riconfermare il loro posto in curva sud, oppure decidere di acquistare un posto in tribuna laterale fra quelli disponibili. Purtroppo la drastica riduzione della capienza, 9.300 posti in meno, penalizza gli abbonati di curva sud, in quanto soltanto 1.200 abbonati potranno confermare il proprio abbonamento in curva sud, e altri 500 potranno eventualmente decidere di abbonarsi in tribuna laterale, ovviamente alle condizioni vantaggiose che abbiamo definito per i distinti. Se questo deve essere in attesa appunto del prossimo anno, quando ci sarà lo stadio al nuovo, questa è la speranza, no? Esattamente, perché questa campagna abbonamenti altro non è che una tappa di avvicinamento al nuovo stadio Friuli, e quindi dovremo prepararci adeguatamente a vivere nuove emozioni nel nuovo Friuli, ed è chiaro che in questo percorso dobbiamo un pochettino soffrire, perché i lavori fortunatamente stanno procedendo in maniera molto veloce, però questi stessi lavori hanno determinato una drastica riduzione dei posti disponibili, e quindi dobbiamo disputare un campionato di Serie A con soli 12.000 posti di capienza. Diciamo che anche tutte le partite vengono disputate al Friuli, si parlava appunto di Trieste. Trieste è una eventualità. Sì, esatto, l'idea è quella di confermare che tutte le 19 partite comprese nell'abbonamento vengono disputate qui a Udine. La società è una società seria, e quindi, come tutte le società serie, in presenza di un cantiere importante deve prevedere anche un piano B che può essere attuato per ragioni di sicurezza o per altre ragioni che in questo momento possono anche non essere preventivabili, e quindi al momento Trieste è soltanto un piano B che con serietà abbiamo dovuto considerare. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per domenica 20 luglio. Su pianura e costa avremo bel tempo con cielo sereno al mattino e qualche velatura dal pomeriggio, quando in pianura il caldo diventerà più afoso, mentre sulla costa soffierà brezza anche sostenuta. In montagna avremo cielo da poco nuvoloso sulle Alpi, a variabile sulle prealpi. Qualche locale temporale pomeridiano potrebbe interessare le zone montane più vicine al Cadore. Lunedì e martedì avremo cielo da variabile a nuvoloso con rovesci e temporali. Qualche temporale potrebbe anche essere forte. Sulla costa soffierà lunedì vento da sud, martedì invece bora.
e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.